Assessore Stival, questa suora Angèle o Angiola, come la vogliamo chiamare, è davvero un testimonial eccezionale dell'emigrazione veneta nel mondo. Ma rappresenta il Veneto, il suo DNA, è partita da Cavaso del Tomba, classe 38 e rappresenta quello che sono i veneti, che si occupano di volontariato, è una suora quindi si occupa di anime, ma soprattutto è come i veneti che vanno in giro per il mondo rispettando i territori in cui vanno a insediarsi e quindi è un aspetto importantissimo, integrarsi col territorio dove si va è un elemento fondamentale per poter convivere in santa pace, visto che abbiamo una suora, ma soprattutto far crescere la comunità in cui queste persone, questi emigranti, questi veneti si vanno a trovare. Su di lei un libro che potrebbe diventare in qualche modo un piccolo bestseller perché si legge quasi come un romanzo. Sì, un romanzo che vuole anche parlare dell'arte culinaria veneta e quindi un elemento fondamentale che è sempre stato radicato nei Veneti, nella buona cucina, anche in tempi in cui magari il mangiare era carente, però anche questo aspetto è un aspetto importante perché permette a Suor Angela di far sì che non solo i veneti presenti in Canada, ma i canadesi stessi autoctoni possano vivere, conoscere il Veneto anche dal punto di vista culinario. A fine mese la consulta dei Veneti nel mondo proprio in Canada, vicino a dove vive e opera Suor Angela. Potrebbe essere l'ospite d'onore dell'evento. Ma ci farebbe piacere, è un binomio potrei dire perfetto, nel senso a inizio mese abbiamo voluto presentare questo libro di una suora che è emigrata in Canada ci sarà la consulta dei Veneti, anche quest'anno sarà una consulta importante perché andremo a riscrivere la legge sugli emigranti veneti in modo da dare nuove prospettive, nuovi obiettivi e nuova luce appunto a tutto il mondo dell'emigrazione veneta.